Bentornati a tutti, oggi vi presento una ricetta molto veloce con cui potete cucinare sia pesce che carne. Oggi noi cuciniamo il pesce spada, che è un pesce molto prelibato del nostro Mediterraneo. Gli ingredienti sono dei limoni, olio extravergine di oliva, pangrattato, una bellissima fetta di pesce spada, sale e origano. Passiamo alla preparazione della ricetta. Mettiamo del pangrattato in un piatto. Dobbiamo ungere con un po' di olio extravergine la nostra fetta di pesce spada. La giriamo più volte in modo tale che tutta venga ricoperta da un filo d'olio. Poi aggiungiamo un pizzico di sale alla nostra panatura, in cui andremo a rigirare 1 o 2 volte la nostra fetta di pesce spada. Questa è una ricetta velocissima anche per le persone che proprio non sanno cucinare, è un successo assicurato soprattutto se il pesce spada è fresco. La nostra fettina di pesce spada l'abbiamo impanata e andiamo a preparare quindi il salmorigano. Per preparare il salmorigano ci vuole il succo di un limone, qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva. Noi andiamo ad occhio, però penso che almeno 2 cucchiai ci vogliono tutti, un pizzico di sale, un pizzico di origano e, a piacere, chi ama il piccante, un po' di pepe. Si fa un'emulsione sbattendo gli ingredienti e con questa emulsione andremo a ricoprire il nostro pesce spada dopo la cottura. Eccoci qui al fornello, dove nel frattempo abbiamo fatto scaldare una padella dove andremo a disporre la nostra fetta di pesce spada. Il pesce andrà fatto arrostire da una parte e dall'altra per qualche minuto, in modo tale da farlo bruciacchiare leggermente in superficie. Proviamo a girare la nostra fetta di pesce, vedete che bella doratura. La facciamo cuocere ancora 2-3 minuti da quest'altra parte. Lo rigiriamo, ma come potete vedere, se il pesce spada è fresco, in qualche minuto la fettina risulta cotta alla perfezione. Spegniamo il fuoco, andiamo a impiattare il pesce spada. L'abbiamo diviso in 2 per comodità. Giriamo ancora il salmorigano, che andrà disposto su tutto il nostro pesce per insaporirlo. Prendiamo un cucchiaio e, a piacere, a secondo dei gusti, ne mettiamo una quantità voluta, insomma. Il piatto è finito, buon appetito a tutti e arrivederci alla prossima ricetta!